tu vuoi ballare con me stasera? Un personaggio che è un capoparanza che non ha bisogno di presentazioni, perché in questa manifestazione lui è sempre presente. Lascio la chiusura della 10ª edizione della Notte della Camorra a T. Riccardino e le donne della Camorra. Grazie. Grazie a tutti, buonasera. Buonasera. Allora la prima cosa che stasera lei è ringraziare gli altri. Io ringrazio a voi che siamo tutti insieme. Via! Come siete bello, guarda, questa luce siete bellissimi. Stiamo una serata per un carissimo amico, la prima cosa. Pace all'anima sua, però io sono del parere sempre che la gente si deve voler bene quando è viva, non quando non c'è più. Beh, veramente aspetta La presenza... no. Allora, noi diciamo sempre, rispettiamo quella che è la tradizione. Secondo me la tradizione sta scomparendo e non vorrei che un domani non si conosce più qual è la tradizione. Vedi, oggi per esempio qua abbiamo dimostrato come erano i castagnette, perché i maschi e la femmina, perché la tamorra inchiuata che si manzella, perché ha due pelle grave e ha da pelle cose, perché un lignamma deve avere una certa spessore e perché? Perché questi qua non sanno come prima si faceva un lignamma. Prima un lignamma si pigliava nel tavolo con delle forme nelle vasche, giorno per giorno si stringeva e si faceva la tamorra. Però la tamorra non veniva mai cilindrica. I giovani di oggi, quando la tamorra non è perfetta, pulita, sistemata, dice non è buona. Non è vero, il suonatore è di essere buono, poi pure che la tamorra è storta, sono meglio se la sai suonare. È come una femmina, più accarezzi più diventa bello. Questo è il senso della tamorra. Poi la tradizione sta scomparendo, perché non si conosce più l'originale, mentre prima si conosceva l'originale della tamurriata. Guardate, il parco è bello perché dove erano tutti quanti, per la tamurriata in detto. Quelle che dimostriamo dopo, se ci danno la possibilità, di rappresentare quella che era la tamurriata. Una volta la tamurriata si era in terra, in massarigliava, ma miseria, si va a suonare perché chi le preparava la pelle di salsiccia, la pelle di formaggi, o pezzi di pane e ne dammigiava nei vini in quantità. Si imbriacava e passava una serata diversa. Oggi la tamurra sta diventando un lusso e non è naturale come una volta. Aiutate in mano, aiutate in mano!
Poi, allora quello che gli insegna di che voi dovete essere umili di fronte agli altri. Prima che uno dice un buongiorno, hai dici tu a loro. Rispettare le persone anziane, che resta l'unica via ancora che si può andare avanti. Poi, quando non funziona qualcosa nel canto, nel suono, e piglia ammazzato. Perché ad Amorra, con sincerità, è una cosa che si vuole bene. Se si fa con passione si può sempre fare, ma al momento che non c'hai la passione e lo amare, non lo devi fare, perché significa che si fa per sorte, e questa è una cosa che salta, e non va bene. Secondo me, io quello che voglio dire ai giovani, proprio principalmente, fate la vita decente, non pensiamo a chi si è fatto i miliardi, si è fatto quello, perché la vera vita è questa, tutti insieme, come stasera. Proprio ci potremmo ne presente, una bella pumarò, un bicchiere di vino ci sta, e questa è la Tamburriata, l'amicizia, il rapporto. Se no il fascismo non era tanto ignorante che non faceva suonare d'amore, perché significava stare insieme, unirsi. Dicete no, a Tamburro non si so. Come vedete questo fatto dagli anni 30, poi morì la Tamburra. Nel 47-48 risalì un'altra volta a galla la Tamburra. Questa è stata la nostra, e questo lo diceva mio padre, mio nonno e tutta la generazione a piedi. Diceva ci hanno fatto scurdere suonare a musica. Era una cosa importante questa, perciò l'ho voluto precisare per questa situazione. Beh, nonno mi ha trasmesso l'arte di ballare, la tamborriata ovviamente, mi ha insegnato a suonare la tamborra e tutti gli altri strumenti ovviamente che si utilizzano per suonare la tamburriata, e ovviamente mi ha insegnato quelle che erano le tradizioni di una volta che venivano fatte a Somma Vesuviana, che è il nostro paese di origine, dove è nato il gruppo folk Le Donne della Tamorra, e mi ha anche insegnato ovviamente proprio il saper vivere, il saper stare in mezzo alla gente e divertirsi, il vero e proprio divertimento, che secondo me non è quello che oggi pensano i giovani, andare in discoteca, bere e impasticcarsi. Non è questo. Nonno mi ha trasmesso molti valori importantissimi e lo ringrazio per questo. Ma si sulle poche castagne, di là in tre mani, non si siete di mano.
E come si fa bene, mamma mia. Usted la battaglia tu, bella non vivo, la battaglia tu, bella non vivo. E non t'abu de tarare, 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 non t'abu de tarare. La buonasera. Questa è mia sorella, un po' più anziana di me. È la primogenita. Un applauso! Anche da lei ho imparato tanto. Pure quando mi pareva imbazzare. Capite? Un applauso allora, a Zichicchina! Dopo parlare. Un colpo della montagna, o l'urmo, o il l'oro e l'argento. Niente fontana d'acqua, se mescono queste cose, diventano fuoco ardente. O mare servoto, la lava sta sagliando, chi non se ne è fiuto, chiamatelo perduto. Vieni a lava e pigli con casa e con famiglia. Sentite a me, credetemi, non tagliate, lasciate la roba e fuite, o se no perdite i soldi e pure la vita. Arrivano da Puretta, faccio scure che non parla, in spagnolo si innamorano, tu so i serene parecchio e cagnano tutta storia. Uè che l'uomo la sta Sona campagnola, sona i consigli, vi vorrei con la famiglia. Sona. Barcati americani, popolare, giallo buono da uia. Quando dollaro non giallo, quando ancora a mamma, tu creatura è nata lì, e stiamo a muoiando Cina. Vai! Non stacca. Prima non tenemmo acqua blanca, tenemmo l'uomo con cisto. Poi prendevo il cisto e pizzava la cannella. Ne mettevo lucignani, ne mettevo lui e facevo luce. E allora ci arrivavo punito. Poi pigliamo la stella che ce n'è ma ferita. La stella che ce n'è ma ferita. E ci arrivavo conigli, a bello conigli facevo tempo. E a meno che facevo quelle ballettate, che si era divertimento. E prima. Erano nate cose prima, non hanno come me. Poi invece che manca tutte cose e trova qualcuno che se la niente cosa. Noi molte volte, quasi sempre, suoniamo senza la fisarmonica, perché il suono è fatto di triccaballacchi, scedavaiasse, buti, trezze campaniello e altri strumenti che si creavano al momento. Per esempio si scariella, rindata ammurriata,
si faceva un coppa a pianta, si tirava giù e si faceva di scarriera. Io tenevo, se no si pigliava la canna, si pigliavano da pelligname e si accordavano delle tammurriate. Questo era il senso della tammurriata. Poi c'era un altro senso di tammurriata, che sarebbe quello là nelle masserie, che quando si scendeva aperte per il rispetto della donna scelta. Non è come oggi, che tu trovi la ragazza, ciao, ce ne andiamo, veniamo, torniamo. No, tra masseria e masseria c'era una rivalità. Tu tieni i soldi e non ne tenga, come da piglia quello, senza niente, e che lato come da piglia, non avevi genio faticato. Invece, allora le donne dell'amore, perché le donne? Perché ogni uomo di noi si crediamo che comandiamo, ma non abbiamo mai comandato niente. Le donne organizzavano proprio per far conoscere le ragazze nelle masserie e il senso di ballare per invitare la ragazza a distanza. Quel segno significava: tu vuoi ballare con me stasera? Che si voleva ballare pure e se aveva in mano, schioccava in mano, ed era un senso di avvicinamento. Quando incominciavano a suonare e ballare, lui si abbassava, lei lo girava intorno, lui si alzava, gli allungava la gamba e a una cosa nasceva una cosa e poi nasceva pure un'altra cosa. Questo era il senso della tammurriata. Voglio dire che se noi ci mettiamo insieme, scendiamo in piazza come ho fatto l'anno scorso qua, quando c'era la polizia e tardi venne dai, noi diceva la piazza è la nostra perché è stato fatto pure che i soldi noi. In percentuale sta pure i soldi noi e quindi la lasciamo quando e come vogliamo, anzi riconquistiamo le piazze. Che piazza sia nostra e come la vita nostra avremmo crescere e avremmo distruggere per la cosa nostra. Questo volevo dire l'ultima cosa. Grazie. Allora noi mo succede una cosa, viene la polizia, viene i carabinieri e incominciano a dire ce n'è mai perché è tardi. Ma sta piazza già ha fatto che soldi noi e voi mi siete bene. Ma che sono vicina a letta, aumento pari a casa, aumento a medicina, eppure il suo governo io vengo dalla Cina, sto pigliando e tangendo, sto nella potenza, e che sia soluzione a mancarsi e poteso. Poteso.
noi facevano le manifestazioni, noi eravamo solo i comunisti, noi eravamo tutti comunisti. Non ci stavano la rosa. E allora erano torno, per andare a mettere la rosa. Dopo la scheda arriva a mettere la rosa. E allora non è possibile, venivano tutti dalla chiesa. E dice, tu hai messo la rosa qua. Tu hai messo la rosa qua. Allora dice, ieri pigliai la bomba che mi dava l'acqua, andate la bomba e l'acqua. Pigliai la bomba e l'acqua. Allora ti pisciazza e merda, parlando con le crianze. E frizzai buoni, dice, non c'è da venire perché siamo tutti comunisti. Ma non so se le parole, ma io mi qui alle parole, prima erano altre cose. Ma non più come prima. Prima quando i fritti erano rossi, ma non più. Ma si è cagnato tutte cose.